l'estate arrivò comunque nella terra di Ceneda. Vigorosi boschi e profumati prati, dolci colline e vivaci ruscelli cantavano l'inno di una natura incontaminata, prorompente, perenne dentro i secoli, dentro il giorno e la notte, dentro le lotte e dentro la memoria. Ho visto lassù, svettante sul colle di San Paolo, alzarsi il castello di San Martino, altera sede di animosi vescovi conti, intenti a rivendicar terreni e feudi. Abbiamo due famiglie, un vescovo, diciamo così, la parola più giusta, ciarlatano diciamo così, ma nel senso buono, che ha dato un feudo a due famiglie storiche. Di conseguenza nasce un litigio particolare e in questa occasione daremo l'assegnazione al Palio. Chi vince il Palio, naturalmente, di queste due famiglie sarà una che perde e una che vince, naturalmente, però si porta a casa finalmente il Palio, ma anche quello che sarà il discorso iniziale di tutta la cosa, e cioè un feudo. Allora, il Palio nasce, è l'8ª edizione che noi facciamo, per raccontare la storia importante medievale di Ceneda, perché Ceneda è la storia medievale di Vittorio Veneto senz'altro, ma anche oltre i nostri confini. Di conseguenza è giusto nominare, purtroppo abbiamo perso 2 anni di, come si dice, di pandemia, ci ha portato un po' a disagio di questa situazione, perché è una cosa difficile organizzare un Palio, non è una cosa semplice, lo vedete poi dopo. Ci sono tante persone che collaborano con l'associazione Ceneda naturalmente, però c'è anche un'importanza dal punto di vista storico ed essere sicuri che quello che si dice è la verità. Aldo, che è un promotore di tantissime attività culturali, mi ha chiesto di supportarli un po' in questa manifestazione qua. Io con piacere ho aderito, ho dato il mio apporto più che materiale di natura economica, perché, come ripeto, essendo del territorio ritengo giusto dare l'apporto affinché certe iniziative culturali o di questo genere qua prendano piede e abbiano successo. Per cui è con soddisfazione che vedo tanta gente, la giornata è buona, per cui speriamo che si divertano tutti. Sì, è un'altra bellissima giornata in questo quartiere di Ceneda, un'altra giornata importantissima, ripeto, per il quartiere, che ripropone una tradizione storica come il Palio. Quindi siamo qui tutti insieme, a cospetto delle previsioni che davano pioggia, in realtà è una bellissima giornata, anche abbastanza calda, la gente è contenta e quindi grazie all'associazione Ceneda abbiamo l'opportunità di vivere un'altra bella giornata. Stamattina siamo arrivati e abbiamo fatto il battesimo della sella per tutti i bambini ed è stata un'emozione per loro, perché hanno avuto la possibilità di provare questa esperienza nuova per la prima volta e di entrare in contatto con questo animale, che non è da tutti i giorni, insomma, avere questa possibilità, e questo è l'unico sport dove appunto non si utilizzano attrezzi, ma si entra in contatto con un altro essere vivente che quindi ha una sua sensibilità, una sua testa, ecco, e quindi è stata una bella emozione per tutti i bambini, ecco, che hanno voluto anche riprovarla più volte e che invitiamo anche in maneggio.